La rubrica Friuli Lavoro è offerta da MAV, Men at Work. Siamo alla ROS di Azzano Decimo, a fianco a me c'è Francesca Ross, responsabile commerciale dell'azienda, e ci troviamo nel nuovo stabilimento di verniciatura. Buongiorno a tutti, sì, come diceva giustamente siamo nel nuovo stabilimento dove abbiamo inserito l'impianto di verniciatura proprio l'anno scorso. Lo stabilimento è stato inaugurato un paio di anni fa e ci ha dato la possibilità di ampliare tutta l'area produttiva fino ad arrivare a un totale di 12.000 metri quadrati. Raccontiamo che cosa fate. Sì, le lavorazioni principali che facciamo in azienda sono il taglio laser, con 3 impianti dedicati al laser, 2 dei quali con una tecnologia molto nuova, il fibra. Abbiamo un reparto di pressopiegatura con 3 isole robotizzate, un reparto di saldatura, anche lì abbiamo inserito 2 robot appunto dedicati a questa lavorazione, e riusciamo a dare al nostro cliente un servizio completo in quanto abbiamo anche un reparto di assemblaggio molto ben sviluppato e appunto abbiamo inserito l'anno scorso l'impianto di verniciatura. Quando è nata la ROS? L'azienda è nata nel 1981, quindi 37 anni fa, fondata dai miei genitori. Infatti la nostra è un'azienda familiare, siamo io e una mia sorella in questo momento che abbiamo avviato il passaggio generazionale, all'interno c'è anche mio cognato. Abbiamo un'altra sorellina più piccola, ma insomma vedremo. È ancora presto? Sì, è ancora presto, vedremo poi nel futuro cosa farà. Qual è il numero dei dipendenti? Dipendenti in questo momento appunto ci siamo ampliati 2 anni fa e siamo passati a un numero importante per quella che è un'azienda familiare, siamo circa una 70 adesso. Il vostro fatturato? Fatturato siamo circa sui 10 milioni, abbiamo chiuso circa 10 milioni nel 2017, 50% Italia e 50% estero, quindi abbiamo anche una forte presenza nel mercato europeo, più che altro, Germania soprattutto. Grazie Francesca, allora adesso ci spostiamo in un altro stabilimento e andiamo a vedere come MAV vi aiuta a trovare nuove figure professionali. Ci siamo spostati dunque negli stabilimenti produttivi della ROS di Azzano Decimo e ci troviamo insieme a Marta Ross, che è la responsabile del personale. Marta, quali sono le figure professionali che attualmente ricercate? È sempre più difficile trovare pressopiegatori e saldatori, che sono le figure che generalmente noi ricerchiamo come tutti i nostri competitor. L'anno scorso abbiamo avviato l'impianto di verniciatura e anche lì abbiamo trovato delle difficoltà a reperire personale. Dunque, come avete ovviato al problema di reperire queste risorse? Abbiamo deciso di puntare sulla formazione. Non nascondo che anche noi abbiamo sempre considerato la formazione un semplice puro costo. Però ci siamo resi conto che accrescere il know-how aziendale è molto importante e quindi è importante puntare su personale anche senza esperienza da formare e crescere secondo le realtà e le esigenze aziendali. E in tutto ciò MAV come vi ha aiutato? Noi ci appoggiamo ad agenzie interinali come MAV per appunto la ricerca di personale specializzato. A volte si è reso necessario anche utilizzare il servizio di ricerca e selezione proprio per figure più specializzate. E con MAV abbiamo anche seguito un percorso con alternanza scuola-lavoro e abbiamo inserito un ragazzo proprio all'inizio dell'anno, dopo alcuni mesi di somministrazione, che stiamo formando e stiamo facendo crescere professionalmente. Grazie a Marta e andiamo ora a conoscere Andrei che si trova nel reparto piegatura. Siamo qui con Andrei Bostan. Andrei, qual è stato il tuo percorso in ROS? Buongiorno innanzitutto. Allora, il mio percorso è iniziato subito dopo la fine della scuola. Sono stato assunto tramite l'agenzia MAV di Pordenone, con la quale ho fatto 3 mesi. E dopodiché sono stato assunto con un contratto indeterminato dalla ditta ROS. Qui all'interno ho iniziato a fare varie lavorazioni, il percorso continua, devo essere inserito nell'ambito dei robot adesso e poi pian pianino si crescerà.
Qui all'interno mi hanno fatto fare anche il corso per il muletto, perché facendo i turni c'è sempre bisogno di un mulettista per caricare, scarico merci. È molto utile, è sempre una cosa in più da aggiungere al proprio bagaglio personale. Grazie ad Andrei e all'azienda Ross di Azzano Decimo e ci vediamo in autunno con le prossime puntate. La rubrica Friuli Lavoro è stata offerta da MAV, Men at Work.